Benvenuti! Oggi è mercoledì 3 luglio 2024. Il sole sorge alle 5:43 e tramonta alle 20:25. La luna sorge alle 3 e cala alle 18:30. Oggi si celebra San Tommaso. Il nome Tommaso deriva dall'aramaico e significa gemello. La giornata internazionale senza sacchetti di plastica è un'iniziativa annuale volta a eliminare l'uso di sacchetti di plastica monouso. Questa giornata viene osservata in tutto il mondo il 3 luglio. Un'iniziativa europea chiamata Zero Waste Europe ha messo in evidenza l'importanza della giornata e il motivo per cui tutti noi dovremmo prestare attenzione particolare all'uso della plastica per ridurre il più possibile l'inquinamento del nostro pianeta. Sono 40 le candeline per la showgirl Francesca Cipriani. Considerata una delle maggiorate più famose d'Italia, ha iniziato la sua carriera in televisione come inviata e conduttrice del telegiornale di un'emittente abruzzese. Nel 2006 ha guadagnato notorietà partecipando al Grande Fratello. Oggi è una soubrette con 1 milione di followers su Instagram e frequente ospite nelle trasmissioni di Mediaset. L'intramontabile Tom Cruise compie oggi 62 anni. Da pilota dell'aeronautica con Top Gun ad agente speciale della CIA con Mission Impossible, i suoi personaggi lo hanno catapultato nell'Olimpo delle star di Hollywood. È stato candidato 3 volte ai premi Oscar per i film Nato il 4 luglio, Jerry Maguire e Magnolia, per i quali ha poi vinto 3 Golden Globe. Nel 2012 è stato l'attore più pagato di Hollywood, guadagnando 75 milioni di dollari. È noto anche per la sua adesione alla setta religiosa Scientology, da cui è uscito. Infine, oggi compie 59 anni l'attore e conduttore TV Flavio Insinna. Nato a Roma da padre siciliano, come attore si forma al laboratorio di Gigi Proietti. Dopo diverse esperienze nel cinema con ruoli secondari, è stato con la televisione che ha dato una svolta alla sua carriera, principalmente attraverso la Rai. Prima le fiction Don Matteo e Ho sposato uno sbirro, poi le conduzioni di Affari tuoi e L'eredità. Di corsa tra lo stupore della gente con il figlio che lo segue a piedi per rifornire di benzina il carburatore. Così, la mattina del 3 luglio del 1886, l'ingegnere tedesco Karl Benz presenta al mondo il suo patent Motorwagen. Questo veicolo, conosciuto anche come velociped, è considerato il primo modello di automobile con motore a scoppio. Rappresentò una vera e propria rivoluzione che avrebbe cambiato la storia dei trasporti. Voglio essere libero come una farfalla. In quanti dicono questa frase? Ma siete consapevoli che le farfalle non possono volare se hanno freddo? Questi affascinanti insetti sono animali a sangue freddo e non hanno la capacità di regolare la loro temperatura interna. Dipendono completamente dalla temperatura dell'ambiente circostante. Quando la temperatura scende al di sotto dei 12 gradi, rimangono praticamente immobili, impossibilitati a volare. La temperatura ideale per loro si aggira tra i 28 e i 35 gradi. Tuttavia, anche oltre i 35 gradi, le farfalle cercano un po' di riparo. Quindi attenzione a tatuarvi questa frase, perché alla fine le farfalle non sono così libere come potremmo pensare. Buongiorno ai 12. Oggi una simpatica e ridanciana luna in gemelli si congiunge a Giove dando ai 12 un'allegria un po' dimenticata. Vediamo come si comporteranno i segni zodiacali. Ariete, compatibilissima questa luna, voi Ariete, che vi manda dritto dritto verso un corso di una settimana decisamente in un climax ascendente di positività e gioia, ed ecco che si allarga la vostra comunicazione, che si fa gruppo, si coopera, si collabora. Ebbene, oggi è una giornata ottima per stringere alleanze.
Toro, la giornata di oggi vede dire addio alla Luna che transita in Gemelli e in Gemelli congiungendosi a Giove per voi porta delle novità economiche importanti, quindi accordi da prendere con banca, con affari, con pagamenti. Ricordate che però Mercurio è contro, quindi dovete fare molta attenzione alle procedure. Gemelli, stupenda questa Luna oggi che vi allieta e vi riporta l'umore decisamente su, congiungendosi a Giove con tutta questa positività e tutta questa grandezza, voglia di fare, voglia di amare, di abbracciare e di essere soprattutto fieri della bellissima famiglia che siete riusciti a costruire. Cancro, giornata oggi molto importante perché la luna è di 12ª casa, una luna incredibilmente intuitiva per voi, una luna di magia, soprattutto in amore, proprio perché ancora il vostro sole è congiunto a Venere, quindi tutto quello che oggi intuirete in amore, sia nella vostra coppia ma nelle dinamiche intorno a voi, sarà assolutamente oro colato. Leone, la giornata di oggi prevede una luna amica, risale l'umore e soprattutto si accorda con vostro nuovo ospite, Mercurio, che tra l'altro la Luna, facendo da punto di talete sull'opposizione tra Mercurio e Plutone, accorda i due pianeti, per cui oggi è una giornata in cui dissiperete i dubbi e finalmente le verità o le nozioni che volevate acquisire saranno semplicissime da interiorizzare. Vergine, giornata oggi con una luna un po' contro, vi sentite un po' stanchi e vi sentite come se il caos di gruppo intorno a voi fosse un po' più pesante del solito, come se non riuscisse a seguire tutte le dinamiche del gruppo di lavoro o quelle amicali o quelle familiari. E beh, estraniatevi un po', del resto nella vostra mente frullano talmente tanti dati che ogni tanto staccare la mente potrebbe essere un ottimo esercizio salvifico. Bilancia, giornata oggi con una stupenda luna di trigono che rincara alla dose di un positivo Giove che vi fa avere delle ottime notizie in termini economici ed in famiglia, ma anche lavorative e carrieristiche, ambizioni che risalgono e finalmente voi siete di nuovo in carreggiata. Scorpione, la luna ha finito la sua opposizione, quindi l'umore risale, si congiunge a Giove, parla di lontano, di un sogno magari, di un viaggio che vorreste coltivare, probabilmente qualcosa che ha a che fare con eredità, lasciti e questioni familiari, oggi potrebbe essere discussa. Sagittario, il vostro pianeta Giove che alberga in opposizione in Gemelli oggi incontra la luna, emozionale e vibrante come non mai. Oggi avete voglia di amare e assolutamente di raggiungere una persona che è una parte del vostro cuore che vorrete infine riabbracciare. Capricorno, giornata oggi molto interessante, la luna ha smesso di sollecitarvi con le sue emozioni e tutto sembra abbastanza sereno e quieto. La luna interviene a livello familiare e nella casa del quotidiano, delle piccole cose, quindi oggi attenzione ai piccoli, alle cose che hanno a che fare con la casa e con tutto il vostro quotidiano solido e sicuro. Acquario, luna di trigono oggi, per quanto possiate non amare le lunarità e i moti ondivaghi emozionali, questa luna oggi fa un bellissimo trigono assieme a Giove su Plutone che state ospitando. Oggi siete incredibilmente creativi, con Mercurio contro parlerete meno ma sicuramente stupirete tutti con la vostra originalità e creatività. In amore, mi sa che dovrete rivedere un po' la questione. Pesci, giornata oggi di luna in quadratura, oggi tra l'altro congiunta a Giove, 1000 cose da fare, 1000 questioni da sistemare, soprattutto in famiglia, magari qualche piccolo avrà bisogno di voi e probabilmente dovrete fare un bel po' di spesa perché manca qualcosa a casa. Oggi sarete tutto per la famiglia. Marty McFly, un ragazzo di 17 anni insoddisfatto della sua vita, scopre che il suo eccezionale amico, lo scienziato Emmett Brown, affettuosamente chiamato Doc, ha inventato una macchina del tempo. Involontariamente Marty si ritrova catapultato nel 1955 con la possibilità di modificare il corso della storia. Nonostante la trama avvincente di Ritorno al futuro, il regista Robert Zemeckis, all'epoca poco conosciuto, e il produttore Steven Spielberg faticarono non poco per trovare qualcuno che lo distribuisse. Dopo essere stato completato nel 1981, il film dovette aspettare 4 anni prima di essere proiettato nelle sale statunitensi il 3 luglio del 1985.
È diventato un grande successo e ha dato inizio a una trilogia destinata a diventare un classico del genere fantascientifico e un'icona della società negli anni '80. Quante volte avete sperimentato situazioni che all'apparenza negative si sono rivelate positive alla fine? Gli anglosassoni utilizzano l'espressione a blessing in disguise, che significa una benedizione mascherata. In italiano invece comunemente diciamo non tutti i mali vengono per nuocere. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto del giorno è Franz Kafka, scrittore simbolo del XX secolo e uno fra i maggiori esponenti del modernismo e del surrealismo. Fragile e incompreso, si sente oppresso, inutile e destinato all'insuccesso. Pur essendo timido e di poche parole, possiede un'intelligenza brillante e un raffinato senso dell'umorismo. Franz è tormentato dal desiderio sessuale e prova disgusto per la carnalità del proprio corpo. Ha paura di impegnarsi e di sposarsi, ritiene che il matrimonio sia un ostacolo alla sua libertà di scrivere. Lascia le sue opere incomplete, le riprende e le riscrive di notte. Con misteriose metafore, Franz trasforma l'angoscia della sua esistenza in incubi surreali. Ci salutiamo con la frase del giorno. Buoni amici, buoni libri e una coscienza tranquilla. Questa è la vera vita. E noi vi auguriamo un buon inizio di giornata, perché ogni giorno può avere un'influenza, seppur piccola, nelle nostre vite. Mi raccomando, non mancate domani per una nuova puntata dell'Almanacco. Ciao dalla vostra Martina.